Ciao ragazze e ragazzi, a Grande Fratello VIP, Adriana Volpe abbandona il reality e lascia la casa del Grande Fratello. Adriana Volpe oggi, verso le 18:30, ha abbandonato improvvisamente la casa del Grande Fratello VIP. Adriana va in giardino e in lacrime davanti a cartellone "Andrà tutto bene" fa la sua comunicazione davanti ai compagni che si trovano sugli scalini. Non riesce quasi a parlare e commossa dà la sua notizia. Intanto ringrazio tutti perché in questo viaggio ognuno di voi mi ha dato tantissimo. Siamo entrati insieme, abbiamo lasciato fuori la famiglia, gli amici e un'Italia spensierata. Io ho fatto di tutto per rimanere qua. Andrà tutto bene, sicuramente andrà tutto bene, dice Adriana, che vuole credere in questo messaggio. Poi aggiunge il desiderio di volerli salutare ad uno, ma non ce la fa. Io devo veramente uscire perché il ruolo di mamma e di moglie, interrotta da Zechila che la supplica di restare. Ma lei va avanti col suo discorso dicendo che ha delle cose che deve risolvere veramente importanti. A momenti ci scappa anche la lite tra Zechila che le dice di rimanere e Patrick che gli dice di non intromettersi nella sua decisione e gli dice anche di stare zitto. Adriana, sempre in lacrime, non riesce a terminare il suo discorso e immediatamente i suoi compagni accorrono ad abbracciarla in un disperato pianto. L'abbraccio più lungo è con Fernanda Alessa e Antonella Elia che non la vuole lasciare andare, ma poi la lasciano andare tranquilla e lei corre verso la Porta Rossa. Questo è quanto successo nella casa del Grande Fratello, un momento di vera emozione e commozione da parte di tutti. Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!